Un portale operativo dal 20 gennaio per documentare, informare, raccogliere opinioni e autorevoli pareri sull'autonomia. La risposta del Veneto allo Svimez, l'Associazione per lo sviluppo del Mezzogiorno, spesso critica verso il progetto del Nord. E questa è la principale novità emersa durante la conferenza di fine anno del presidente del Veneto Luca Zaia, che in un video ha riassunto gli ultimi mesi vissuti. Perché è la base scientifica sulla quale confrontarsi, perché è la piazza nella quale ci si confronterà, ma soprattutto su dati solidi, certi, perché dietro c'è una delegazione trattante di accademici importanti e riconosciuti a livello nazionale e internazionale, perché l'autonomia ha bisogno anche di un percorso scientifico. Quanto le piace fare lo scrittore? Ci sta prendendo gusto? No, ma guardate, gli scrittori sono ben altri. Io raccolgo delle riflessioni e penso sia corretto per un amministratore utilizzare il metodo più analogico che ci sia, che è il libro, mettere nero su bianco, e se andiamo a vedere il penultimo libro, Ragioniamoci sopra, comunque si sta giorno dopo giorno sempre più consolidando nella realtà. Se poi andassimo a vedere il primo libro, Adottare la Terra del 2009, allora faceva sorridere, oggi è tutta realtà. L'augurio che faccio ovviamente è di trascorrere un Natale in serenità e in famiglia, con le persone che si amano, con le persone vicine. Dall'altro lasciatemi mandare un grande abbraccio e un grande augurio a tutte le persone che non godono di perfetta salute, perché tutto il resto nella vita si risolve, ma la salute veramente io l'auguro a tutti coloro che oggi sono in difficoltà. E poi un augurio, oltre a quello del buon Natale, di un buon 2023, e che sia l'anno che ci possa far uscire da questa crisi, da queste difficoltà, e che ci faccia realizzare tutti i nostri sogni. Veramente un augurio di buone feste e buon Natale a tutti i veneti.